Ben ritrovati ad AgriNews, il TG dell'agricoltura a firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro Intermizzo e ARPAV. In apertura vi facciamo un bilancio degli stati generali della pesca che hanno coinvolto tutte le realtà economiche e istituzionali del settore della pesca nell'Alto Adriatico. 158 milioni di fatturato all'anno per un comparto che sta soffrendo. Gli stati generali della pesca in Veneto, 4 giorni di confronto, hanno evidenziato le proposte del distretto dell'Alto Adriatico legate alla necessità di coniugare sostenibilità ambientale con sostenibilità economica. Per noi è stato un motivo di approfondimento, di confronto e di proposta. Oggi parleremo di distretto dell'Alto Adriatico, quindi anche di proposta in termini di gestioni sovraregionali. Riteniamo che il nostro mare, per le proprie peculiarità, abbia bisogno di un'attenzione specifica e di misure specifiche, e su questo quindi lavoriamo insieme alle altre regioni del distretto, l'Emilia Romagna e il Friuli. Certamente c'era bisogno di parlare di pesca, c'era bisogno di far passare forte il messaggio dell'importanza che ha questo comparto per la sicurezza alimentare, per la tutela ambientale, per la custodia del nostro mare e delle nostre lagune, e per far capire quanto questo comparto sia importante dal punto di vista economico e sociale. Un confronto tra pescatori, associazioni, istituzioni d'Europa alla luce anche dei prossimi fondi FEAMP. Questa è stata un'occasione unica, perché si parla dell'Alto Adriatico, anche per coniugare le problematiche che riguardano non soltanto il Veneto, ma anche l'Emilia e Friuli Venezia Giulia. Ed è fondamentale ragionare in squadra e creare questo modello. Dobbiamo utilizzare quello che abbiamo, le nuove tecnologie e la passione che già avete per raggiungere risultati concreti. Find solutions to the heavy problems that we have. Ancora una volta vi dobbiamo dare conto dei danni causati dal maltempo per l'agricoltura, e questa volta partiamo proprio da casa nostra. Il centro sperimentale di Podi Tramontana, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse puntate, ha subito danni ingenti dopo la tromba d'aria e la grandinata dell'inizio di luglio. Il vento fortissimo ha infatti danneggiato capannoni e serre, la grandine ha distrutto le coperture delle coltivazioni sperimentali. Azzerate le colture in pieno campo, angurie, meloni e lattughe, tanto che per quest'anno sarà impossibile rilevare dati sperimentali per la ricerca. Il direttore generale di Veneto Agricoltura, Nicola Dell'Acqua, dopo un sopralluogo alla struttura, ha dichiarato però l'assoluta volontà di Veneto Agricoltura di fornire i mezzi necessari per il prosieguo immediato dell'operatività. Ed ora torniamo a leggere il report di Veneto Agricoltura sull'agroalimentare Veneto, disponibile sul sito di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org. Il documento parla di un comparto che nel 2022 si ritrova a fare i conti con una prolungata siccità, altissime temperature e la guerra in Ucraina, che alimenta forti incertezze sui mercati e causa incrementi dei costi di produzione a partire da quelli energetici. Le prime indicazioni raccolte presso gli operatori locali sulle intenzioni di semina per l'annata agricola 2022 evidenziano, per quanto riguarda i cereali e autunno vernini, un ulteriore incremento delle superfici coltivate al frumento tenero, che si prevede possano superare i 100.000 ettari, più 5-10% rispetto al 2021, e a frumento duro a circa 15.000, più 5%. Per le colture orticole non si registrano particolari problemi, ma la scarsità di pioggia ha costretto a interventi di irrigazione inusuali per il periodo, senza tuttavia penalizzare le rese produttive, per cui si stima che la produzione possa attestarsi sugli stessi livelli del 2021. Ed ora, come sempre, spazio al nostro agrometeo a cura di ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Questa prima parte dell'estate si sta dimostrando piuttosto calda. Dai dati della stazione meteorologica di Legnaro, in provincia di Padova, possiamo infatti osservare come quest'anno le temperature massime decadali del mese di giugno e della prima decade di luglio sono state sempre superiori di 2-3 gradi rispetto alla media di riferimento storico. Nel fine settimana il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato, salvo tratti di variabilità nelle ore pomeridiane di venerdì e sabato, specie su zone montane e pedemontane. Le temperature si manterranno su valori un po' sopra la media del periodo. Dalla terra alla tavola con i consigli del nostro chef Alessandro Mazzone. Anche oggi una ricetta dolce, abbiamo preso ispirazione da una regione che non è il Veneto, questa volta è il Piemonte, l'abbiamo intitolato Gianduiotto. Utilizzeremo una crema alla gianduia, una mousse al cioccolato bianco, delle nocciole, del caffè e per terminare il più grande rum italiano fatto ovviamente da un grandissimo Veneto. Con questo rum abbiamo fatto una fantastica granita.
abbiamo bisogno di una tavoletta di cioccolato al latte, di cioccolato bianco e di una tavoletta invece al gianduia. In questo caso, per poter fare sia una che l'altra mousse dovremo utilizzare 75 grammi di cioccolato e 150 grammi di panna. Andiamo a sciogliere a bagnomaria e uniamo successivamente la panna. Riempiamo prima con la mousse di cioccolato bianco, successivamente con la mousse al gianduia, copriamo con un po' di nocciole, andiamo a spolverare con questo fantastico caffè. Terminiamo con la granita di rum. Questo è veramente tutto. AgriNews vi aspetta nella prossima puntata.